qui siamo alla fiera, come si chiama questa fiera? Io praticamente traduco, lei parla, io traduco. Mondo sposo? Mondo sposo e mondo sposa? 2009. Mondo sposo 2009. Perfetto. E qui stiamo parlando praticamente con una ragazza che si chiama Petalo. Fiorellina. Fiorella. Fioritura. Margherita, che praticamente come lavoro fa naturalmente l'animatrice, giusto? L'animatrice, il vero nome praticamente del lavoro che fai tu com'è? Come si chiama? Stai parlando con me? Miracolo! Gli è spuntata la voce. Guarda, quando vedo questo strano personaggio, ecco che nasce guardate il che mi conosce benissimo, Sì, è proprio una strana cosa, diciamo. Strano amore siciliano. Strano amore siciliano. Margherita, allora, vuoi dire ai telespettatori che ti vedono sempre? Non mi odorare troppo però, No. perché le margherite, dai. Sì. Allora, i telespettatori, molti dei telespettatori ti vedono sempre in giro, sempre che animi i matrimoni, più. fai l'animatrice, fai divertire i bambini con i palloncini, Sì, scoppio i palloncini, poi c'è Ambrogio, mio purtroppo marito, io diciamo faccio i palloncini, lui i palloncini li gonfia. Ecco, vai. Esatto. E Okay. naturalmente tuo marito è un gonfiatore di palloncini. Oh, che come fatto, mio strano, ecco. Va bene, ascolta, per tutti quelli praticamente che in questo momento ti stanno guardando, giusto? Sì. E ti stanno conoscendo perché molti non sanno che tu ti chiami Margherita e che fai. Aspetta, vuoi sapere cosa loro pensano in questo momento? Cosa pensano? Ma sempre tu ci sei, ovunque. Ovunque. Allora Margherita, quando nasce la vostra passione? Quando nasce l'amore? La vostra passione. In questo momento nasce. No, Ambrogio, passione. scusami Ambrogio, ma. Allora. Sì, ma la nostra passione nasce, è una passione ventennale. Ventennale significa 20 anni, Margherita che fa E questo 20 lavoro. anni. Purtroppo sì, proprio. Non è facile, non è facile. Lo faccio per amore dei genitori che mi amano, solamente che quando devono lì mi amano di meno. Lì guarda, ti posso capire. Mi puoi capire? Anche tu perdi i capelli come me. Da ora? Da molto. Da molto, io Vabbè. gli metto anche finti i capelli. Allora Margherita, abbiamo detto tu sei con Ambrogio, che è il tuo partner e tuo marito che praticamente Sì, effettuate proprio tutti. non ne posso più, proprio sempre insieme, tutto insieme. Vi voglio fare una domanda, Sì. voi avete bambini? Bambini, aspetta, ho perso il conto. E ne abbiamo tre fiori, diciamo. 3 fiori. E questi 3 fiori che avete seguono la vostra passione? Diciamo che loro vogliono seguire noi e noi che non vogliamo seguire loro. No, loro si amano molto, questo nostro mondo. Sì. Sì, amano molto, certo. Allora. Diciamo che quando ci vedono combinati così, papà e mamma, ma sempre questo fate voi? Sì, ma anche quando dormite, sì, anche sempre. Allora Margherita, una domanda importante che tutti si aspettano che io ti faccia. Non mi fai una domanda difficile. Allora, poco Dai. fa abbiamo parlato di passione. Sì. Quando è cominciata la vostra passione? Tua e di Ambrogio? Ma Abbiamo detto 20 anni fa. 20 anni fa, sì. Ma come? In che modo? In che modo proprio vuoi sapere? Proprio vuoi sapere tutto l'intreccio che. Aiuto Benigni, aiutami che tu lì. Allora, vabbè niente, io diciamo purtroppo ho conosciuto Ambrogio. Ambrogio, allora, quando lui mi ha visto ha detto accecato. sì, accecato perché io, a parte io sono bellissima, Esatto. Qua non magari c'è così nessuno. un pochino palliduccia, però Palleducce. sotto il trucco la qualità c'è. Bravo. Giusto. Diciamo quando mi ha vista, oh che bel fiore, subito lì E ti ha chiesto cominciato. scusa bel fiore, come ti chiami? E Come tu gli hai ti detto chiami? mi chiamo Margherita. Margherita, e lui ha cominciato. È rimasto affascinato dal nome. Proprio affascinato, dice quasi è svenuto dalla bellezza mia. No vabbè, lui quando mi ha visto, sai, la prima cosa che lui mi ha chiesto per poter. Margherita,
ma perché non entri a far parte degli scout insieme a me? E io, ingenua, dolce, quel fiore delicato, e ora sono un poco spampinata. Comunque, ho detto, sì, Ambrogio. Ma chi ti ha messo sto nome Ambrogio? Perché suonava strano. Pensavo, è la pubblicità Ambrogio. Da lì, Ambrogio Ferrero Rocher. Da lì ho pensato che praticamente Ambrogio fosse un nome d'arte. No, non ero su Scherzi a parte, era verità, era Ambrogio. E da lì abbiamo iniziato un percorso scout, ci travestivamo, facevamo scene, scenette, giocavamo, tutto e di più. E l'amore è andato naturalmente. L'amore andava proprio, che facciamo? Ci dobbiamo sposare? E che lavoro facciamo? Ci siamo guardati, ci siamo messi a ridere. Questo sarà il nostro lavoro. E ora ha 25 anni che vanno avanti insieme, giusto? Sempre, sempre. 25 anni, pensate. Fino a che morto non si separi, ma anche molti lì. si chiederanno sicuramente, ma quanti anni ci avrà questa Margherita? Non si dice, le margherite non muoiono mai, mia nonna a 100 anni è ancora. Già il fattore stesso che una donna, l'età di una donna non si chiede mai. No. Il fattore stesso che si non chiama devi Margherita. dire che io ho 37 anni, No, guai se tu dici che io ho 37 anni. Guai, non lo diciamo. L'ho detto? Amici telespettatori, un saluto ad Alberto e un saluto anche da Margherita. Ciao. E da questo stranamuri qua. Siciliano. Ambrogio, ciao. Oh yeah! Oh yeah!